Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Recupero del Basian sospeso a Porticello. Dopo la morte del sub olandese, la magistratura sequestra l'area del tragico incidente e dispone l'autopsia sul corpo della vittima. Un esperto spiega al TG Sicilia l'attività del subacqueo al momento della sciagura. Catania, usura al femminile con tassi fino al 300%. 3 donne nel mirino della Guardia di Finanza adescavano persone in difficoltà economiche a Picanello e al villaggio Sant'Agata. Devastazione ad alta quota. Nel cuore del Parco dell'Etna tagliati alberi a decine in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. La denuncia di un imprenditore. Nel palermitano ancora quindicenni terribili, in 2 accusati di furti, rapine e di aver ferito un uomo punito perché in possesso di pochi spiccioli. A Messina l'azienda sanitaria ha detto sì. Dopo mesi di polemiche e scontri politici, l'acqua della città è dichiarata ufficialmente potabile. Attrazione per il weekend in Sicilia, riapre la Scala dei Turchi. Questa volta, per evitare scempi, ingressi contingentati e biglietto a pagamento. Calcio Serie B, il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori e al Barbera conquista matematicamente l'accesso ai play-off, nonostante la contestazione dei tifosi. Serie C, il primo turno nazionale dei play-off per il Catania. Domani al Massimino arriva il Pescara. Tra poco, nei play-out, in campo il Messina che riceve il Foggia. Sabato prossimo il ritorno. In palio c'è la salvezza. Bentrovati, recupero del Basian sospeso dopo la morte del sub olandese. La società incaricata delle operazioni proclama massima collaborazione con la procura. Si attendono l'autopsia sul corpo del sommozzatore e ulteriori sopralluoghi nell'area dell'incidente che è stata sequestrata dalla magistratura. Marco Gullà. Stop al recupero. Il Basian per ora resta in fondo al mare, al largo di Porticello. Dopo la morte del sub olandese avvenuta ieri, le operazioni si fermano. La procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'incidente che ha provocato il decesso dell'olandese di 39 anni, Rob Cornelis Maria Wiben, che stava lavorando per riportare a galla lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato nell'agosto dell'anno scorso. Nel naufragio morirono, oltre al Taikon, 6 persone. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l'autopsia, una maledizione sembra. A distanza di 9 mesi dal naufragio del Basian dunque si registra l'8ª vittima. Lo specialista era sceso con altri colleghi sommozzatori per effettuare il taglio del boma, operazione preliminare alla rimozione dell'albero da 75 metri che caratterizzava proprio il Basian. Non essendo riusciti con le chiavi inglesi, i sub sono scesi con una sorta di fiamma ossidrica. Una volta tagliato, il boma sarebbe schizzato e un pezzo di metallo avrebbe colpito il sub olandese. Le immagini delle riprese si sono interrotte e sono stati avviati i soccorsi. Stiamo offrendo ogni piena collaborazione alle autorità e supporto alla squadra di recupero. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, si legge in una nota della società TMC Marine che sta eseguendo il recupero del veliero. La nuova inchiesta farà slittare tutto, anche perché dovranno essere rivisti i protocolli di sicurezza adottati. Come può morire un subesperto come l'olandese di 39 anni, drammaticamente scomparso ieri a 49 metri di profondità? Un ingegnere navale ci spiega in cosa consiste il taglio del boma, l'attività a cui si stava concentrando il subacqueo al momento della sciagura e perché è preliminare al recupero del Basian. Il boma è una parte integrante dell'attrezzatura velica. Praticamente è la trave orizzontale che è incernierata all'albero che sostiene e tiene tesa la randa, cioè la vela principale della barca. Date le dimensioni della barca e soprattutto le dimensioni dell'albero, presumibilmente la barca è coricata sul fondo del mare, nell'ipotesi appunto che sia un fondo piatto, e il boma dovrebbe in condizioni normali essere posizionato verso il basso
sempre rimanendo incernierato all'albero. Per poter staccare l'albero e staccare il boma bisogna intervenire, tagliare dei cavi tessili, dei cavi metallici, però essendoci molte cime, molti cavi e in un fondo presumibilmente fangoso, potrebbe essersi impigliato in qualcuna di queste attrezzature. Ritengo che la profondità e quindi la scarsa visibilità non giochi certo a favore dell'intervento. Le altre notizie. Una giovane della protezione civile è caduta in mare da un'altezza di 4 metri nel porto di Palermo mentre aiutava una disabile a salire sull'Amerigo Vespucci, come vedete ferma in banchina per le visite degli appassionati. La giovane, per non affogare, si è aggrappata a una catena della nave e poi è stata soccorsa dai marinai della Vespucci e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. All'ospedale civico di Palermo arrivano i carabinieri del NAS su disposizione del Ministero della Salute. La decisione dopo le denunce di malasanità nel reparto di chirurgia toracica del medico Francesco Caronia. Gli investigatori sentiranno anzitutto il deputato regionale Lavardera, che ha raccolto per primo la testimonianza del professionista che ha sollevato il caso, e ascolteranno alcune registrazioni realizzate dallo stesso medico che è già stato ricevuto dall'assessora alla sanità Faraoni. La vicenda dell'ospedale civico di Palermo sarà uno dei tanti presunti casi di malasanità di cui oggi si occuperà Il Punto. L'approfondimento giornalistico di Luca Ciliberti in onda alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. All'interno del programma alcune testimonianze esclusive, quella dei genitori della piccola Chloe, una bimba di 11 mesi morta al Garibaldi di Catania nel 2017. E ancora il caso del paziente che è morto a Ragusa e che attende da quasi 2 mesi l'autopsia perché si possano comprendere le cause del misterioso decesso. Tra gli ospiti della trasmissione i deputati Lavardera, Ciancitto e Chinnici. Catania, usura al femminile, con tassi fino al 300%. 3 donne nel mirino della Guardia di Finanza. Reclutavano persone in difficoltà economica a Picanello e al villaggio Sant'Agata. Tonino De Manna. Imprese medie e piccole che chiudono battenti, ma anche famiglie indebitate e costrette a rivolgersi agli usurai per piccole somme di denaro, magari per fare la spesa o per pagare bollette. Debiti su debiti, disperazione che porta a strade che poi finiscono in un vicolo cieco. Ed è qui che subentra il business dell'usura. A Catania 3 donne, questa la particolarità, sono finite nel mirino della Guardia di Finanza. Le vittime hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell'organizzazione che agiva a Picanello e al villaggio Sant'Agata, dove reclutavano persone in difficoltà economiche e quindi bisognose di denaro, incuranti che tali richieste li avrebbero definitivamente mandate sul lastrico. Le somme concesse in prestito, oscillanti tra 500 e 3.000 euro, sarebbero state elargite in contanti con una decurtazione già alla consegna di una rata a titolo di interesse con tasso mensile variabile dal 60 fino al 300% del capitale finanziato. L'entità dei prestiti e la durata sarebbe stata calibrata sul profilo del richiedente in base al grado di solvibilità. Per i 4 indagati, 3 donne ed un uomo, il Tribunale di Catania ha disposto l'obbligo di dimora. Ancora a Catania, scarafaggi tra gli scaffali e nei contenitori della farina, sporcizie ovunque, alimenti non tracciati e gravi criticità di sicurezza. È lo sconsolante risultato di un controllo della polizia in un panificio, quello che state vedendo, in via Umberto, in pieno centro storico, che è stato naturalmente chiuso. Gli accertamenti sono nati dalle segnalazioni di diversi cittadini e al titolare del panificio sono state contestate sanzioni per oltre 10.000 euro per la mancanza di igiene, come potete apprezzare, la presenza di un'impiegata in nero e il cattivo stato di manutenzione delle attrezzature e dell'impianto elettrico. Devastazione ad alta quota, tagliati decine di alberi nel cuore del Parco dell'Etna in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Un imprenditore denuncia: non credo ai miei occhi. Tonino De Manna.
Il problema è che qui non ci hanno neanche avvertiti, sono entrati in una proprietà privata dove ci sono dei vincoli e hanno combinato il disastro. Dall'alto e dal basso, immagini ed inquadrature diverse per un unico scempio, avvenuto nel cuore del Parco dell'Etna, patrimonio dell'umanità, dove la natura andrebbe tutelata e non maltrattata. È qui che decine di alberi, querce, lecce e castagni sono stati inesorabilmente tagliati, mozzati al posto di essere potati in seguito a lavori di manutenzione alla rete elettrica. Siamo in territorio di Biancavilla, zona fiduciosa in contrada Santa Chiara, ed intorno a quota 1000 sono visibili segni della devastazione che cammina lungo il percorso dei cavi elettrici. Non crede ai suoi occhi Enzo Signorelli, imprenditore, che minaccia denunce ed azioni legali. Le querce non si riprenderanno purtroppo, e quindi alcune hanno 50 e forse anche 60 anni di vita. Eppure siamo nel cuore del Parco dell'Etna, quindi qualcuno dovrebbe anche vigilare. Speriamo tanto che le autorità addette alla vigilanza, che hanno compiti di vigilanza, si muovono con noi, magari anche costituendosi parte civile. Un pool di 4 avvocati sta lavorando per risalire ai responsabili dello scempio. Nel frattempo incombe il rischio incendi, visto che i rami secchi abbandonati sul terreno facilitano gli inneschi. È ben più che un rischio, perché in realtà già l'anno scorso c'è stato un incendio e poi è andato a fuoco una porzione di bosco importante in una proprietà vicina. E per fortuna l'intervento delle squadre antincendio della forestale hanno rotto il nostro cancello, sono entrati e hanno salvato una parte di bosco, altrimenti non so dove poteva arrivare. Il dramma di Signorelli riguarda numerosi privati. Per questo motivo presto potrebbe partire una class action. Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani, è una piaga che sembra inarrestabile. 2 catanesi sono stati arrestati a Enna. Il primo aveva chiamato una donna di Aidone dicendo che doveva pagare 19.000 euro per risarcire una donna incinta che era stata investita dal figlio. La donna, per fortuna insospettita, si è rivolta alle forze di polizia. Lo stesso giorno un altro catanese è stato arrestato ancora a Enna per aver tentato una truffa con lo stesso metodo. 2 quindicenni palermitani rischiano il processo per una serie di furti e rapine tra Menfi e il capoluogo. Tra le accuse anche l'aggressione a un passante ferito per punizione, perché aveva con sé solo pochi spiccioli per la loro rapina. Davide Sardo. 2 ragazzini di appena 15 anni, ma con un curriculum criminale da incubo. Sono accusati di aver seminato il panico tra Menfi, in provincia di Agrigento, e Palermo, in meno di un mese, con una lunga scia di furti, rapine e violenze. I 2 palermitani avrebbero compiuto 5 tentati furti su auto, un colpo ad un'attività commerciale e persino una tentata rapina ad un passante a Menfi il 29 dicembre. Quest'ultimo fu aggredito brutalmente e finì col naso fratturato. Aveva addosso solo pochi spiccioli. Tutto documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei 2 è accusato anche di 3 rapine tra Palermo e Menfi tra il 5 dicembre e il 4 gennaio, armato di bastoni in una farmacia, bottino 350 euro, e in un altro caso, con una pistola semiautomatica, avrebbe portato via 2.100 euro da un negozio. Lo stesso giorno tentò un altro colpo, fallito grazie alla reazione del titolare. L'amico risulta indagato per una rapina ad un fattorino Glovo avvenuta a giugno a Mondello. Anche lì violenza per soli 90 euro. I 2 minori sono ritenuti responsabili di reati sempre più gravi e con una crescente pericolosità sociale. La procura per i minorenni ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio, rischiano di finire a processo. Gli agenti della Polizia Ambientale di Bagheria hanno sequestrato una discarica abusiva in un terreno lungo la strada Torre Amalfitana. Nell'area sono state trovate grandi quantità di rifiuti pericolosi, comprese numerose lastre di cemento Eternit, in gran parte frantumate, guaine bituminose, rifiuti ingombranti come frigoriferi, divani, materassi e sedie. A Messina, dopo mesi di polemiche, giudizio positivo dell'azienda sanitaria per i 3 pozzi di Mili. Confermata la potabilità dell'acqua. Francesco Triolo.
L'ASP ha detto sì, l'acqua di Messina è ufficialmente potabile. Dopo 8 mesi arriva il giudizio di idoneità sulla potabilità dell'acqua proveniente dai 3 pozzi di Mili, che era stata immessa nell'acquedotto nel periodo di maggiore emergenza per la crisi idrica siciliana. Il sindaco ha quindi revocato l'ordinanza che ne consigliava l'utilizzo solo a scopi igienico-sanitari. L'ispezione effettuata dai tecnici dell'ASP ha confermato la piena efficacia degli interventi messi in atto da AMAM in questi mesi, che quindi garantiscono la qualità dell'acqua, isolandola in maniera sicura da ogni possibile contaminazione di natura fognaria o esterna. Ma sono stati mesi di polemiche. Il sindaco Basile, che si era preso la responsabilità di aprire i pozzi, ha ricordato le speculazioni e le allusioni, a volte neanche troppo velate, ha scritto, sulla possibilità di aver messo a rischio la salute dei cittadini. Oggi, accusa il sindaco, dovrebbero vergognarsi, arrossire e chiedere scusa tutti quelli che hanno alimentato in città timori infondati. Prima dell'autorizzazione ci sono stati ben 3 sopralluoghi da parte dell'ASP. I pozzi infatti sorgono in un'area dove esistono fogne e strade, quindi occorreva necessariamente isolare la rete. La ministra della disabilità Locatelli nel quartiere Borgo Nuovo. Lavoriamo, assicura, a partire dalle periferie per ridurre la burocrazia e la separazione tra interventi della sanità e l'attività sociale. Maglio Viola. Disabilità e inclusione a partire dalle periferie. Nella prospettiva di riforma della legislazione sulla disabilità c'è anche la Sicilia, i quartieri poveri, le zone con più alto rischio di emarginazione. Lo dice il ministro alla disabilità Alessandra Locatelli durante la sua visita a Palermo. Sono contenta quando trovo le amministrazioni che investono sulle persone e soprattutto sul mondo delle associazioni, sugli enti del terzo settore, guardando le potenzialità e non i limiti che ci sono in ognuno. E questa è anche la prospettiva che noi portiamo avanti con la riforma per la disabilità e tra l'altro è anche un po' la base di quel progetto sulle periferie inclusive che coinvolge anche Palermo. Una riforma storica, l'aveva già definita altrove Locatelli, a segnare il passaggio dall'assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità, superando le rigidità burocratiche con la piena implementazione dei principi ONU. Superiamo le frammentazioni tra la parte sanitaria e sociale e semplifichiamo, anche sburocratizziamo il percorso, soprattutto per quanto riguarda l'invalidità civile, dove da 7 commissioni ne riduciamo a 1, dove da 7 certificati ne vogliamo 1 solo, la persona è una e non possono esserci sempre troppe complicazioni. Il cuore della riforma, ha spiegato Locatelli, è il progetto di vita con una presa in carico completa e integrata della persona con disabilità. Il collega Orazio Longo è l'autore del servizio che abbiamo appena visto. Attrazione per il weekend in Sicilia. Riapre la Scala dei Turchi, ma questa volta con ingressi contingentati e biglietto a pagamento. Cambia ancora lo scenario sulla Marna Bianca. Davide Sardo. Una nuova svolta per la Scala dei Turchi. Dopo la chiusura disposta lo scorso aprile per ragioni di sicurezza pubblica, il commissario straordinario del comune di Realmonte, Carmelo Burgio, ha firmato una ordinanza che riapre l'accesso al celebre promontorio, ma con precise condizioni: ingressi contingentati, biglietto a pagamento ed una gestione affidata tramite convenzione al libero consorzio comunale di Agrigento. Il dietrofront, solo apparente, arriva dopo una serie di riunioni e valutazioni tecniche seguite a formali richieste di chiarimento inoltrate all'autorità di bacino. Proprio quest'ultima ha fornito una nuova stima del livello di pericolosità dell'area, aprendo di fatto la strada ad un parziale allentamento delle misure restrittive. Nella nuova ordinanza Burgio motiva punto per punto la scelta, ribadendo l'intenzione di coniugare la tutela dell'incolumità pubblica con la valorizzazione turistica di uno dei luoghi più iconici della Sicilia. Resteranno comunque attivi sistemi di controllo, monitoraggio e l'accesso sarà regolato per evitare sovraffollamenti e rischi. Dunque la Scala dei Turchi riapre ma cambia volto, da luogo libero e spontaneo a sito regolamentato, con tutte le implicazioni del caso. Una scelta che farà discutere ma che nelle intenzioni punta a garantire sicurezza, decoro e sostenibilità. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la vittoria del Palermo ieri sul Frosinone, mentre il Catania attende domani il Pescara al Massimino. A tra poco, vi aspetto. Calcio, il Palermo vince e conquista aritmeticamente i play-off. Rosanero che battono 2-0 il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori. Marco Gullà.
Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai playoff. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare. Ora completato e passiamo ad altro. Il Catania attende il Pescara domani al Massimino. Toscano vuole lo stesso atteggiamento visto con il Potenza. Vogliamo andare fino in fondo, dice Toscano. Servizio di Marco Carli. Catania-Pescara, al di là dell'importanza della sfida primo turno della fase nazionale dei playoff e della storicità di un match che vale un'altra categoria. È comunque una tappa del cammino, quello che il Catania ha saputo riprendere grazie a Dini e proseguire con ulteriore convinzione grazie a Inglese e Dalmonte, premiata ditta che a Potenza non sarà certo ricordata al meglio, visto che ha deciso con gol e assist l'ultima di stagione regolare e la partita dei playoff. Una partita in cui si è visto un altro passo che può servire nel cammino, un Catania capace di comandare il match. Abbiamo un obiettivo di arrivare fino in fondo, lì devi incontrare tutti se vuoi arrivare fino in fondo, quindi oggi può essere anche un vantaggio perché sei in crescendo, perché poi chi entra prima c'è il carico le ammonizioni, le diffide, gli infortuni, è meglio adesso, sappiamo che è un avversario di qualità. Intanto, come era risaputo, divieto di vendita ai tifosi residenti in Abruzzo, lo stesso avverrà al ritorno per i supporter etnei che vivono in Sicilia. Tornando al campo, il tecnico rosazzurro per la sfida con Baldini sa di poter contare su una squadra che ha dato garanzie, anche chi è partito dalla panchina. L'unica cosa che cambia è che rispetto a una partita secca di 90 minuti diventa una partita secca di 180, dove l'intervallo non è di 15 minuti ma è di 3 giorni, ma deve iniziare a spingere già dal primo minuto della prima partita. Catania-Pescara sarà seguita come sempre a Telecolor, collegamenti dal Massimino, commenti da studio durante il match e a fine gara le interviste in anteprima. Torniamo al Palermo che ha battuto 2-0 il Frosinone, servizio di Marco Bullà. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai playoff. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare i playoff. Siciliani settimi ma ancora speranzosi di poter agganciare il 6° posto che in questo momento è occupato dal Catanzaro, ieri vittorioso fuori casa contro il Sassuolo. Tutto è possibile a 90 minuti dalla fine. Il Palermo martedì contro la Carrarese al Barbera dovrà quindi vincere e sperare di avere buone notizie da Mantova, dove il Catanzaro sarà impegnato. Tornando al match di ieri, il Palermo ha fatto il suo nonostante fischi e malumori dei tifosi. La gara, dopo alcuni minuti di equilibrio, si sblocca al 30°, Brunori a giro e palla in rete, è 1-0. Ripresa, il Palermo parte sgommando e sigla la rete del 2-0 di Francesco per Gomez, assist per Brunori che non sbaglia, raddoppia la formazione di Dionisi. Clima surreale al Barbera, nonostante il doppio vantaggio dei rosanero. Ciociari che hanno al 67° la grande occasione per riaprirla, ma Udero è bravo su Pecorino e salva lo score. Frosinone poi in rete, ma il VAR interviene e annulla la rete della speranza per i laziali. I ritmi scendono, il Frosinone fa il possibile per rientrare in gara, ma il Palermo riesce a gestire il doppio vantaggio e a portare a casa 3 punti importanti. In questo momento, ai playoff, il Palermo giocherebbe a Catanzaro e per passare il turno avrebbe un solo risultato da conseguire su 3, ovvero la vittoria. Ma ci sono ancora 90 minuti per ribaltare tutto e sperare nel 6° posto che garantirebbe di giocare in casa. Ancora calcio, si salvi chi può. Il Messina si gioca la permanenza nel play-out contro il Foggia. Primo round al Francoscoglio, il ritorno sabato prossimo in Puglia. Sergio Colosi. Messina-Foggia vale un posto in Serie C e forse anche altro. La sfida di oggi al Francoscoglio apre il doppio appuntamento del play-out, il ritorno sabato prossimo allo Zaccheria. I giallorossi per salvarsi devono vincere almeno una delle 2 partite. Il doppio pareggio premierebbe i pugliesi in virtù del piazzamento migliore. In palio la terza serie, ma anche la sopravvivenza delle 2 società, abbandonate dalle rispettive proprietà. Si gioca quindi per evitare la retrocessione e il possibile fallimento, perché difficilmente Messina e Foggia, club indebitati, troverebbero validi acquirenti in D.
Peloritani senza Gianfi e Ingrosso, unica novità di formazione Averi a sinistra, ospiti privi degli squalificati De Lucia, vice di Perina tra i pali e Camigliano al centro della difesa. Fattore campo inesistente nelle due gare di quest'anno, 3-0 per i rossoneri in Sicilia e 1-2 per il Messina in Puglia. Ex della partita Mausso, Zunno e Salines da una parte, Garofalo e Domenico Roma dall'altra. Sold out il Franco Scoglio, trasferta vietata ai tifosi foggiani, sarà così tra una settimana anche per i messinesi. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.